Fra molti onorati gentiluomini vicentini si ritrova Monsignor Paolo Almerico, uomo di chiesa, e che fu referendario di due sommi pontefici, Pio IV e V, e che per il suo valore meritò di essere fatto cittadino romano con tutta casa sua. Quello gentiluomo, dopo aver vagato molti anni per desiderio di onore, finalmente, morti tutti i suoi, venne a repatriare e per suo diporto si ridusse ad un suo suburbano in monte, lungi dalla città meno di un quarto di miglio, ove ha fabbricato, secondo l'intenzione che segue, la quale non mi è parso mettere tra le fabbriche di villa, per la vicinanza che ella ha con la città, onde si può dire che sia nella città stessa. Il sito è degli ameni e dilettevoli che si possano ritrovare, perché è sopra un monticello di ascesa facilissima e da una parte bagnato dal Bacchiglione, fiume navigabile, e dall'altra circondato da altri amenissimi colli che rendono l'aspetto di un molto grande teatro e sono tutti coltivati e abbondanti di frutti eccellentissimi e di buonissime viti, onde perché gode da ogni parte di bellissime viste, delle quali alcune sono terminate, alcune più lontane e altre che terminano con l'orizzonte. Vi sono state fatte le logge in tutte e quattro le facce, sotto il piano delle quali e della sala sono le stanze per la comodità e uso della famiglia. La sala è nel mezzo ed è rotonda e prende lume da sopra. I camerini sono ammezzati sopra le stanze grandi, le quali hanno i volti alti secondo il primo modo. Intorno alla sala c'è un luogo da passeggiare di larghezza di 15 piedi e mezzo. Nelle estremità i piedritti che fanno poggio alle scale delle logge vi sono statue di mano di Messer Lorenzo Vicentino, scultore molto eccellente, tratto dai 4 libri dell'architettura di Andrea Palladio in Venezia 1570, pagina 18, copia anastatica. Ecco qui la cosiddetta famosa rotonda, quella che si può ancora oggi ammirare appena fuori da Vicenza, come dice e scrive e lascia chiaramente scritto Andrea, dove alla sua vista
l'umano rimane incantato. Io la vidi per la prima volta nel 1987 all'alba verso le 6 del mattino dalla strada, e questo mi colpì in maniera sublime, tanto che prima l'avevo ammirata nei libri e nelle fotografie, nella televisione, ma vedermela parata davanti fu un'emozione che ricordo vivamente ancora oggi. Poi la rividi molto spesso e la rivedo volentieri sempre, tant'è che è a 1 miglio da casa mia e si raggiunge facilmente da una bellissima stradina boscata sopra la collina. Ma la vidi anche, e quella fu una grande altra emozione, dalla Bacchiglione mentre facevo la risalita, e anche quello è un filmato che si trova qui in YouTube ed è a disposizione. Mentre risalivo con la canoa 3-4 anni fa il Bacchiglione, mi si parò davanti, ancora più sublime perché la vista giusta era proprio ancora dal basso verso l'alto, e dal fiume questo edificio di raro ingegno, simmetrico, con 4 facciate uguali che guardano i 4 lati, i 4 punti cardinali, fatta come capolavoro da Andrea Palladio e raccontata come vi ho detto, nel libro, nei 4 libri dell'architettura. Grazie se mi avete ascoltato. Edar Production, Isole Sparse, Renato De Paoli.